Hanno unito la loro grande passione, la bicicletta, alla voglia di aiutare la loro terra duramente colpita dal terremoto. Roberta Guerzoni e Gloria Loschi sono due giovani cicliste emiliane che hanno girato la Sardegna per diletto, ma soprattutto per raccogliere fondi a favore dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio. Il loro tour ha toccato l'Ogliastra il 9 e 10 agosto, tappa a Lanusei con sosta all'Ostello e il giorno dopo nuova partenza con visita al Parco Archeologico del Seleni. Siamo Roberta e Gloria, bikers per l'Emilia, veniamo da Mirandola, quindi appunto città luogo dell'epicentro del secondo sisma, quello del 29 maggio. Siamo qua in Sardegna, faremo praticamente tutto il giro della Sardegna, quindi siamo passati anche per questa splendida terra di Ogliastra per cercare di fare un po' di informazione e propaganda per appunto riguardo la situazione emiliana. Stiamo cercando di promuovere una raccolta fondi insieme a Radio Pico, una radio locale della zona appunto di Mirandola e dintorni, a favore appunto della ricostruzione degli asili e delle scuole materne, perché purtroppo nella nostra zona appunto i bambini saranno destinati ad andare a scuola nei container per almeno un anno. E sì, appunto, abbiamo pensato di ripartire dai bambini perché generalmente vengono prima di tutto. E questo giro inoltre è promozionale per un altro giro che sarà, diciamo, il clou della nostra promozione, della nostra raccolta fondi, che sarà il Mirandola L'Aquila. Partiremo da Mirandola il 29 di settembre e arriveremo indicativamente all'Aquila il 5 di ottobre, in modo da unire in una sorta di fratellanza simbolica i due ultimi comuni colpiti da sisma in Italia. Grazie mille a chiunque vorrà darci una mano. Li ringraziamo anche perché Robby in questi giorni Esatto. abbiamo avuto un'ospitalità a dir poco commovente, pertanto quello che chiediamo è un aiuto anche per i nostri bambini e non solo noi. Grazie. Grazie. Dall'Ogliastra Roberta e Gloria sono ripartite verso la costa ovest, da cui hanno risalito l'isola fino a Porto Torres, dove si sono imbarcate per la penisola.